partecipare anche in qualche modo solo come finanziatori, cofinanziatori a questo progetto, che sicuramente rappresenta, come già era stato nel progetto della USL Treviso nel primo avviso di government, rappresenta sicuramente un'esperienza di eccellenza nella sanità che noi avremmo sperato, diciamo, e speriamo tuttora che possa essere estesa sicuramente alla Regione Lazio, diciamo, cosa su cui stiamo tutti lavorando. Oggi parliamo, vedete questo titolo, di nuovo, cioè oggi io parlo, scusatemi, del nuovo codice dell'amministrazione digitale, anche se forse oggi parlare di nuovo non è più tanto corretto, ancora in tutti i documenti viene trattato come nuovo, ma voi sapete benissimo che il codice dell'amministrazione digitale è in vigore nel 2005, ha tutta una serie di ovviamente aggiornamenti, quelle salvo modifiche e integrazioni che viene sempre citato. Probabilmente la modifica più forte, che ha avuto più impatto proprio nella possibilità di attuare un'amministrazione digitale, diciamo, sostenibile, usiamo questo termine, è avvenuto tra fine 2010 e inizio 2011 col decreto legislativo 235 del 2010. Tali sono state le modifiche che questo decreto ha portato al testo articolato del codice, che appunto si parla di nuovo codice dell'amministrazione digitale, anche se forse oggi, a un anno e qualche mese dall'entrata in vigore delle modifiche, potremo finalmente parlare semplicemente di codice dell'amministrazione digitale. Per andare avanti, okay. Allora, qual è stato lo spirito della riforma del codice, che ci può anche dare una chiave di lettura di tutte le modifiche introdotte? Sicuramente i principi ispiratori sono stati, in qualche modo, facendo tesoro di alcune difficoltà che avevano avuto le amministrazioni nell'attuare la precedente versione del codice, chiamiamola così, è stato quello di individuare con più chiarezza il quadro normativo entro cui dare certezza a cittadini, imprese, ma anche ovviamente amministrazioni, diciamo, dare certezza di cosa si può fare, cosa i cittadini possono richiedere all'amministrazione tramite tecnologie famose, diciamo, cosiddette tecnologie ICT. Quindi si rafforzano alcuni strumenti nelle mani delle amministrazioni e dei cittadini per dare certezza della possibilità di dematerializzare, di digitalizzare alcuni servizi. Molto importante il secondo punto, quello dell'ampliamento della platea dei destinatari, cioè non più solo le amministrazioni. Questo punto ha voluto fotografare una situazione della via italiana in cui molto spesso le amministrazioni sono aiutate, delegano parte dei servizi informatici a società in house, a soggetti attuatori, a soggetti terzi, e quindi il codice ha voluto proprio estendere il suo campo di applicazione anche in qualche modo a questo panorama che possiamo quasi chiamare satellite rispetto alla PA di soggetti, di enti che in questo momento sono assolutamente ricompresi nel codice. Molto importante, e di questo oggi parleremo in alcuni punti, il tema degli standard e regole tecniche. Cioè la versione del codice, diciamo, 2005 lasciava aperto il campo, giustamente ovviamente, a documenti di specifica data una norma, ovviamente come l'atto nel contesto di pubblica amministrazione, secondo quali regole, ma in qualche modo lasciava aperta una possibilità con un tempo estremamente ampio di produrre queste regole tecniche. La nuova versione del codice invece ha stabilito una tempistica, direi, piuttosto stringente nella produzione delle regole tecniche, che quindi possiamo dire ad oggi la maggior parte di esse sono vigenti o sono in corso di inserimento in DPCM, nello strumento, diciamo, nello strumento normativo adatto al loro recepimento. Importante per le pubbliche amministrazioni, e questo quarto punto lo dovrete vedere ovviamente legato alla riforma Brunetta del pubblico impiego, quindi tutto lo spazio che si è dato alla premialità, e direi di premialità e incentivazione, ma anche di disincentivo in alcuni casi, il legare il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione alla valutazione dei dirigenti, alla valutazione delle performance. Quindi nel codice, nell'articolato, in più punti, il mancato assolvimento rispetto ad alcuni obblighi di digitalizzazione e dematerializzazione è fortemente legato alla
poi alla valutazione dell'operato del dirigente preposto. Delle scadenze vi ho detto, vedremo poi nelle slide successive che sostanzialmente ad oggi le scadenze sono tutte scadute, tranne una che scadrà al fine di questo mese, per questo probabilmente ormai possiamo finalmente parlare di codice dell'amministrazione digitale. Qui vedete i temi chiave, ovviamente il codice è un articolato estremamente vasto, oggi tratteremo le cose principali, ma insomma i temi chiave del codice riguardano soprattutto una maggiore qualità, una maggiore standardizzazione dei servizi rilasciati verso l'utenza della PA, cittadini e imprese, cioè con quali regole le amministrazioni espongono servizi, e anche qual è una modalità di organizzazione tecnologica del back office. Quindi sicuramente nel codice, ma era già così nella versione precedente, in questo viene addirittura rafforzato, il tema della dematerializzazione è un tema che è un po' il cuore, cioè quello su cui si basa l'effettiva possibilità di digitalizzare tutto l'iter. Posso avvicinare un pochino? Grazie. Temi chiave del codice dell'amministrazione digitale, sicuramente il tema dell'identità digitale, perché nel momento in cui si passa all'identità digitale dei cittadini, diciamo della controparte, degli interlocutori meglio dell'amministrazione, perché nel momento in cui si dice all'amministrazione passa al digitale, porta molti tuoi servizi sul digitale, ovviamente c'è un problema di riconoscimento di chi ho di fronte, dove il di fronte ovviamente è un di fronte online, non è un di fronte de visu, quindi il tema dell'identità digitale. Il tema importante appunto di un rafforzamento della validità del documento informatico, fatto ovviamente formato secondo certe regole, tutta una revisione del sistema delle firme e il tema della conservazione, di cui poi oggi ci saranno molti approfondimenti. Il rafforzamento di ambiti principali di rapporto online tra cittadini e PA, quindi le comunicazioni, il tema dei pagamenti informatici, i pagamenti elettronici, che è un aspetto, tra l'altro credo anche nel mondo sanitario direi che ha una discreta rilevanza, comunque un aspetto che in molti territori ha spesso rappresentato una difficoltà nel poter completamente digitalizzare un servizio, perché poi il servizio che richiedeva un pagamento spesso non riusciva a completarsi perfettamente online. Temi invece che sono più legati, se volete, a un back office di PA, ma che sul tema proprio conservazione hanno un impatto, forse è mio? No. Hanno un impatto fortissimo, sono quelli per esempio della continuità operativa, della sicurezza dei dati, del trattamento dei dati. Perché sono temi importanti? Perché anche qui nel momento in cui l'amministrazione in qualche modo cambia paradigma anche culturale di conservazione dei suoi dati e dei suoi documenti, deve permettere che anche in questo nuovo paradigma digitale ci siano tutte quelle garanzie di continuità del servizio, di replicabilità, di durata nel tempo su cui l'amministrazione aveva costruito in qualche modo tutto un insieme di competenze e di saperi che ovviamente nel digitale vanno riorientati. Quali sono gli elementi chiave che individua il codice nei rapporti fra PA e cittadini? Sicuramente, dicevamo, un rafforzamento della possibilità di cittadini di utilizzare gli strumenti informatici nei rapporti con la PA. Se voi confrontate la precedente versione del codice con l'attuale, vedrete che sono sparite tutte quelle locuzioni avviene di norma con tecnologie informatiche, il di norma è sparito, quindi in alcuni casi avviene con tecnologie informatiche. Quindi c'è un passaggio netto, c'è un segnale netto di necessità che l'amministrazione apra dei canali, appunto sempre aperti online, dei rapporti con i cittadini. La partecipazione al procedimento amministrativo, anche ai sensi della 241, può essere fatta, deve essere in qualche modo richiesta dal cittadino, può essere richiesta attraverso le tecnologie informatiche e è valida la trasmissione di ogni atto e ogni documento all'amministrazione con tecnologie sempre ICT, purché ovviamente i documenti siano formati secondo quelle regole e quegli standard di cui si accennava all'inizio. Ci sono poi degli ambiti in cui c'è un passaggio, quello che oggi si chiama quasi switch off, cioè c'è un passaggio completo alla digitalizzazione,
Il tema dei pagamenti lo è in qualche modo, perché le amministrazioni sono obbligate a dare ai cittadini la possibilità di pagare qualsiasi somma spettante attraverso canali, attraverso strumenti diciamo di pagamento elettronico, di pagamento virtuale. Quindi qualsiasi versamento che un cittadino deve fare alla pubblica amministrazione deve poter essere fatto con modalità online. Per questo la norma, questa è una parte del codice in cui ancora le regole tecniche non sono definite, quindi ancora restiamo a livello di articolato del codice. La norma comunque dà alle amministrazioni la possibilità di avvalersi di soggetti terzi intermediari di pagamento, ampliando anche rispetto al classico diciamo panorama del mondo bancario, diciamo così, postale bancario, aprendo anche a soggetti intermediari tra questi due mondi, quindi facendo anche individuare un possibile mercato nuovo che si crea come intermediari di servizi di pagamento. Quello che ma diciamo il codice non fa che confermare quello che è già stato per esempio nella riforma dei SUAP, tutto il tema dei rapporti tra PA e imprese, che vedono nel canale digitale il canale assolutamente principale e prioritario. Dicevamo la verifica del processo di riforma. Cosa deve fare una PA a questo punto? Il codice obbliga, direi, prescrive alle amministrazioni di mettere a disposizione dei cittadini strumenti online, quindi semplicemente strumenti sui siti web delle amministrazioni, strumenti per verificare e valutare continuamente il processo di riforma in atto, in particolare per poter valutare tutta l'innovazione, tutti i servizi che vengono realizzati online. Vedremo in particolare che le amministrazioni sono obbligate a mettere sul loro sito istituzionale, per esempio, un indirizzo di posta elettronica certificata a cui i cittadini possono inviare tutte le domande, tutte le istanze previste ai sensi del codice. Quindi diciamo da quello che può essere un aspetto che riguarda soltanto l'interno delle amministrazioni, c'è un effetto sull'esterno, nel senso il cittadino può in ogni momento interfacciarsi con l'amministrazione per questo in qualche modo lavoro di valutazione da parte dell'utente. Vediamo adesso a temi specifici, il tema delle firme elettroniche, che ovviamente nel mondo sanitario è estremamente importante, estremamente sentito. Il codice rivede, direi, quasi completamente il vecchio impianto delle firme elettroniche, ampliandolo e ridefinendo le caratteristiche di ciascun tipo di firma. Io immagino che voi che siete operatori in qualche modo del settore conosciate benissimo il significato di questi, di certificato qualificato e sistema sicuro di creazione della firma, su cui si basa tuttora, devo dire, ma insomma che sono alla base dei temi della firma elettronica e firme digitali. Semplicemente quello che si vuole invocare qui è che quando ci sono questi due strumenti si fa riferimento a normative che sono standard, che sono stabilite a livello comunitario, si fa riferimento a soggetti terzi che certifichino la validità del certificato diciamo utilizzato da un utente. Si fa riferimento, nel caso del sistema sicuro di creazione della firma, a un oggetto che è in possesso di chi firma. Quindi finora noi siamo abituati ad associare alla firma digitale entrambi questi dispositivi, questi strumenti. Il nuovo sistema di firme sì, spero lo vedete bene, no? Perché siccome qui ho delle diapositive microscopiche non riesco a capire se poi lì lo vediate bene. Il nuovo sistema di firme vede 4 tipi di firme elettroniche e andando da sinistra verso destra, vedete, aumenta in qualche modo il valore probatorio dello strumento di firma utilizzato. La firma nuova, che non c'era nel precedente versione, è la firma elettronica avanzata, quindi andiamo da un tipo di firma, la firma elettronica, che può anche essere user ID e password per accedere, diciamo, ad una transazione. La firma elettronica è uno strumento, capite, diciamo, estremamente debole, o vogliamo chiamarlo debole, la cui validità è liberamente valutabile dal giudice, quindi un primissimo passo ovviamente di certezza diciamo, di autenticità di un documento.
Gli altri 3 tipi di firma invece garantiscono, sono valide fino a querela di falso, come si dice, portano all'inversione dell'onere della prova, quindi valido fino a disconoscimento. Nella firma elettronica avanzata, vedete che è una firma elettronica che permette una connessione univoca col soggetto che l'ha utilizzata, è un tipo di firma elettronica, un tipo di firma elettronica che ha, se vogliamo, un grado intermedio, da un grado intermedio di valore di ufficialità al documento. È stato introdotto questo tipo di firma perché spesso all'interno di organizzazioni chiuse, come possono essere pubbliche amministrazioni, probabilmente utilizzare magari per scambi di documenti intra-amministrazione uno strumento come la firma digitale è sembrato un po' eccessivo. Quindi, e lo vedremo poi meglio nella declaratoria delle regole tecniche, la firma elettronica avanzata la dovete immaginare all'interno di un contesto chiuso. Quindi è una firma che emette un soggetto X e il cittadino può utilizzare nei rapporti, esclusivamente nei rapporti col soggetto X. Soddisfano invece il requisito della forma scritta gli ultimi 2 tipi di firma, la firma elettronica qualificata e la firma digitale. Cosa è cambiato nella firma digitale rispetto, alla firma vecchia maniera? Manca il dispositivo sicuro per la creazione della firma, cioè quell'oggetto che fino a poco tempo fa noi mettevamo in qualche modo nel nostro computer per firmare in locale un documento. Questo è stato fatto proprio anche pensando al mondo sanitario, al mondo bancario, in cui c'è spesso una necessità di firmare documenti che non risiedono localmente sul PC del signore che deve apporre la firma. Quindi vedete, la firma digitale nuova maniera soddisfa gli stessi requisiti probatori della, chiamiamola, vecchia firma digitale, non richiedendo però necessariamente l'espletamento del processo della firma, del processo di firma in locale. Possiamo individuarla quasi come una firma in rete. Se adesso voi vi chiedete dove è la vecchia firma digitale, cioè dove ritrovo in questo quadro la vecchia firma digitale è qualcosa che sta un po' a metà tra la firma elettronica qualificata nuova e la firma digitale, perché la possiamo vedere come una firma elettronica qualificata basata su crittografia simmetrica, che poi è sostanzialmente solo una scelta tecnologica al pari di altre scelte che potrebbero essere individuate, oppure la vecchia firma digitale, la nuova firma digitale basata su un certificato sicuro. Quindi in qualche modo rassicuriamoci, la vecchia firma digitale, se vogliamo chiamarla così, soddisfa i requisiti di firma delle nuove firme digitali, che però danno la possibilità in più di firma in remoto. Ovviamente se avete domande io vi prego di interrompere quando volete. Ecco, per capire, nella precedente versione del codice il valore crescente dei diversi tipi di firma sarebbe stato assolutamente concentrico, in qualche modo ogni firma era un po' più forte della precedente. Nella nuova versione del codice tra firma elettronica qualificata e firma digitale ci sono aree di sovrapposizione, ma abbiamo visto che semplicemente fotografano, 2 situazioni di utilizzo diverse, firma in locale piuttosto che firma in remoto, ma il valore probatorio è lo stesso. E vediamo adesso i documenti informatici, la cui validità è chiaramente molto legata al discorso che abbiamo fatto prima sulle firme. Perché? Documento informatico, lo sapete sicuramente meglio di me, è una rappresentazione di atti e fatti giuridicamente rilevanti in formato digitale, e la validità è quello che abbiamo detto prima rispetto alle firme, cioè liberamente valutabile se con firma elettronica, valido fino a querela di falso se con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Se contiene scritture private, comunque deve fare riferimento a atti che devono farsi per iscritto da codice civile, richiede l'uso della firma elettronica qualificata e della firma digitale. E qui c'è nel codice, cosa che è importante per tutto il processo di conservazione, si apre tutto il tema delle copie. Tema delle copie che ovviamente ha un impatto con l'amministrazione forte, in cui spesso sono chiesti da cittadini copie di atti e documenti in possesso dell'amministrazione.
Quindi ci sono ovviamente diversi casi di partenza e il codice li vuole mappare, quindi l'amministrazione parte da un documento analogico, niente di più facile, una delibera, un atto fatto su carta riversato in formato informatico, formato digitale. Il primo caso, copia informatica di documento analogico, è un documento che ha contenuto identico a quello del documento da cui è stato tratto. Notate bene, non contenuto e forma, ma solo contenuto. Questa definizione vuole mappare il caso, vuole descrivere il caso in cui un documento viene scansionato e poi viene per esempio passato in un sistema di OCR, quindi viene trasformato, se volete, rispetto al documento, trasformato solo nella forma rispetto al documento originario. Cosa dice il codice rispetto alla validità di queste copie rispetto all'originale? Dice sostanzialmente, dà un'indicazione forte secondo me sulla necessità di un'attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale, perché senza questa attestazione è liberamente valutabile e la sua efficacia probatoria è uguale all'originale, scusatemi, a meno che non sia espressamente disconosciuta, ma con attestazione da parte di pubblico ufficiale, tra l'altro vedremo, e questo è importante, il responsabile della conservazione è pubblico ufficiale, ha la stessa validità degli originali, del documento originale da cui è tratto. Attestazione di conformità che la dobbiamo sempre immaginare in un contesto di amministrazione digitale, quindi vuol dire attestazione di conformità, firma, documento firmato con firma digitale o con firma elettronica qualificata. Altro caso, copia scusa, perché ho due slide e mi stavo confondendo, scusatemi, giusto. Altro caso, infatti, copia per immagine, che forse è il caso più frequente, cioè semplicemente un documento scansionato, quello che poi fa uscire un'immagine, un TIFF, un JPEG, addirittura in alcuni casi un PDF. Quindi è un documento che ha forma e contenuto, questo è molto importante, forma e contenuto uguale al documento analogico da cui è tratto. Valgono per questo documento le stesse condizioni di validità del precedente, quindi per validità equivalente a quella dell'originale è necessaria un'attestazione da parte di pubblico ufficiale. Entrambi questi tipi di copie, quindi copia immagine e copia informatica di documento analogico, possono assolvere agli obblighi della conservazione, quindi sono documenti idonei a entrare nel processo di conservazione sostitutiva, fatti salvi ovviamente quell'insieme di documenti che per particolare valore storico-artistico il Ministero dei Beni Culturali dettaglierà in un DPCM ad hoc, per i quali invece la conservazione dell'originale cartaceo ovviamente è comunque obbligatoria. Ancora, e anche questo nel processo di conservazione vedremo che può tornare, due casi di copia informatica di documento informatico. Quindi copia informatica di documento informatico è un documento che ha contenuto, un documento qui non c'è il passaggio dalla carta, è tutto informatico, documento che ha un contenuto identico a quello del documento originale da cui è tratto, ma dice il codice con una diversa sequenza di valori binari. Cosa vuol dire? Sono documenti in cui magari c'è una conversione di formato da doc a PDF, da PDF rielaborato in doc, e anche qui è necessaria di nuovo l'attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale. Diverso è il caso invece che il codice declina di duplicato informatico, che è un documento informatico che ha contenuto e forma identico del documento originario e addirittura è in qualche modo è rappresentato tramite una stessa sequenza di valori binari, quindi il codice entra addirittura in questo livello di dettaglio. Per esempio una copia di questo tipo è quello che viene fatto magari mandando una mail, pubblicando un documento sul sito e poi permettendone il download del documento stesso. Vedete, questo documento ha lo stesso valore probatorio dell'originale, perché ovviamente sono di fatto due documenti identici, sono, se volete, visto che in informatico la copia forse il duplicato non ha così senso, è lo stesso documento.
L'ultimo aspetto delle copie, quindi abbiamo visto partenza da documento analogico e arrivo a un documento informatico, copie informatico-informatico, quindi arrivo e partenza tutti e due informatici, digitali. Caso successivo, ed è il caso in cui l'amministrazione lavora al suo interno tutto ormai ha dematerializzato tutti i propri processi, ha un sistema di gestione documentale che produce documenti informatici, al cittadino deve rilasciare un certificato cartaceo, perché ancora il cittadino, soprattutto nel rapporto con i privati, molte volte è obbligato a consegnare un documento cartaceo. Quindi copia analogica di documento informatico, quindi documento su carta originato da una stampa. Cosa dice il codice? Quello che ci interessa per le amministrazioni, che sui documenti amministrativi che sono copie analogiche dei documenti informatici, l'amministrazione è tenuta ad apporre un contrassegno, quello che avete probabilmente sentito parlare, conosciuto come timbro digitale, QR code, e sono quelle, diciamo, quei rettangoli di puntini, in qualche modo il codice a barre bidimensionali, contrassegno all'interno del quale è contenuto il documento informatico stesso, cioè è quel codice bidimensionale che permette, passato in uno scanner, ovviamente con dei software ad hoc, di poter recuperare il documento informatico originale. In questo senso dovete vedere questo passaggio da documento informatico a stampa con timbro digitale, lo dobbiamo vedere in uno scenario in cui il pezzo di carta diventa il vettore per trasferire un documento informatico, perché poi il vero documento è contenuto all'interno del timbro digitale, del contrassegno, del codice bidimensionale, come lo volete chiamare. Addirittura ci sono amministrazioni che non rilasciano nemmeno il certificato in chiaro, ma rilasciano soltanto questa striscia, diciamo, di puntini con cui poi il cittadino va alla banca, passano dal notaio e vengono scansionati e così via. E qui cominciamo, a entrare nel tema gestione documentale, dopo aver visto tutte le varie tipologie di documenti. Protocollo informatico. Molto rapidamente il protocollo in qualche modo entra nel CAD, perché il CAD dà alle amministrazioni indicazioni di protocollare tutte le comunicazioni arrivate tramite posta elettronica certificata. Vedremo addirittura le amministrazioni devono istituire una casella di posta elettronica certificata per ogni registro di protocollo, quindi collegamento protocollo PEC, e l'amministrazione titolare del procedimento deve creare un fascicolo, ovviamente un fascicolo informatico, all'interno del quale far confluire tutti i documenti. Qui ancora parliamo ovviamente di sistema di gestione documentale, non di conservazione, è chiaro, sono ovviamente due sistemi diversi. Altro punto importante nel CAD è la trasmissione di documenti informatici, cioè una volta che ho realizzato, io cittadino, io pubblica amministrazione, il documento, qual è la validità dello scambio di questi documenti. Vedete che l'articolo 65 del codice dà diverse strade di validità per la trasmissione, cioè di validità di istanze presentate da cittadini alle pubbliche amministrazioni per via telematica. Quando sono valide se sottoscritte con firma digitale e, da quello che abbiamo visto, anche con firma elettronica qualificata. Sono valide se in qualche modo il cittadino ha prodotto questo documento all'interno di una sessione di autenticazione a un sistema informatico della PA che sia basata ovviamente su strumenti forti come la CIE, la Carta Nazionale dei Servizi, Carta Regionale dei Servizi, vecchio strumento fax con documento fotocopia, insomma, del documento d'identità, ma anche quando sono inviate alla pubblica amministrazione mediante caselle PEC in cui il titolare è stato riconosciuto, è stato fatto un riconoscimento siano state rilasciate previa identificazione del titolare. Questo al momento non lo considerate un elemento ostativo, perché tutti i gestori di posta elettronica certificata identificano il titolare a cui rilasciano la casella, quindi in questo momento tutte le PEC di certificatori, di gestori accreditati sono assolutamente adeguate a questa
prescrizione. Questo anche cosa ci porta a dire, lo vediamo qui, che le amministrazioni di fatto non possono più chiedere, tranne casi che saranno dettagliati in un decreto che era previsto nel codice dal Ministro per la semplificazione, allora era Calderoli, e dal Ministro Brunetta, quindi probabilmente in questo momento le funzioni sono assunte dal Ministro Patroni Griffi completamente, sarà dettagliato in un decreto in quali casi le amministrazioni dovranno e potranno anche richiedere la firma digitale di eventuali documenti allegati. In questo momento nelle trasmissioni cittadino PA basta l'invio tramite PEC, cioè i documenti allegati non devono essere firmati digitalmente da parte del cittadino. Dicevamo prima, le comunicazioni inviate via PEC devono essere protocollate e per questo è istituita una casella di protocollo. Il punto in cui le amministrazioni rendono noto ai cittadini e alle imprese la propria casella di protocollo o le proprie caselle di protocollo è l'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, che sono sicura che tutti voi conoscete e entro il quale tutti voi avrete iscritto le caselle PEC delle vostre strutture. Quindi sul tema trasmissione di documenti informatici posta certificata, le amministrazioni sono obbligate a utilizzare questo strumento verso i cittadini che dichiarano il proprio indirizzo PEC all'amministrazione. Quindi il cittadino si rende in qualche modo disponibile e l'amministrazione è obbligata a usarlo. Vedremo, qui c'era un problema importante, cioè io amministrazione come sono sicura che quello è un indirizzo PEC? Questo è stato superato perché sono state date delle regole tecniche ai gestori di indirizzi PEC perché mettano a disposizione delle amministrazioni l'elenco di indirizzi PEC di cittadini che fanno capo a quel particolare gestore. E poi le amministrazioni pubblicano i propri indirizzi PEC nell'indice delle pubbliche amministrazioni e in più, come dicevamo anche prima, pubblicano sul sito istituzionale un indirizzo PEC a cui inviare tutte le comunicazioni per aspetti relativi al codice. Il cittadino dal lato suo, una volta che ha dichiarato l'indirizzo PEC, dice di essere disponibile a ricevere su quell'indirizzo tutte le comunicazioni della PA e può trovare, questo ovviamente è speculare a quello di prima, può trovare gli indirizzi PEC dell'amministrazione all'interno dell'indice delle pubbliche amministrazioni, che risponde all'indirizzo www.indicepa.gov.it. Veniamo al tema della conservazione dei documenti. Probabilmente voi sapete tutto su questa parte, quindi io non mi soffermo su molti aspetti. Cosa si intende per conservazione dei documenti? Ovviamente un processo che deve valere nel tempo e questa ovviamente è la cosa che principalmente lo rende diverso dal sistema di gestione documentale interno all'amministrazione. Deve avere una sua validità nel tempo e deve consentire che nel tempo siano mantenuti delle caratteristiche di qualità, le potremmo chiamare così, dei documenti memorizzati, che sono sicuramente la riconducibilità al soggetto che ha prodotto il documento, l'integrità del documento stesso nel tempo, la leggibilità anche ad anni e anni dal momento in cui questo documento è stato prodotto, l'accessibilità e riservatezza, ma anche molto importante in un sistema di questo tipo il tema della effettiva reperibilità nel tempo del documento, perché se io l'archivio e poi nessuno potrà mai ritrovarlo, ovviamente il sistema manca di alcuni aspetti fondamentali. Quali sono le regole principali che attengono a questo tema? Il sistema di conservazione è il sistema in qualche modo che rende possibile, il sistema informativo che rende possibile, non voglio dire all'interno delle amministrazioni, ma a supporto delle amministrazioni per essere più precisi, rende disponibile proprio il mettere in campo quel processo di memorizzazione nel tempo. Quindi è quel sistema che realizza tutti quei requisiti di leggibilità, autenticità, integrità e così via nel tempo che abbiamo visto prima.
le strutture, diciamo, il formato dei documenti posti a conservazione sono ovviamente dettagliate dalle regole tecniche. Scusatemi, qui prima volevo dire una cosa che mi sono dimenticata. Le regole tecniche su questo aspetto di conservazione di cui parlerò oggi sono le nuove regole tecniche che sono in questo momento in attesa di essere recepite in un DPCM. Mi sembrava importante oggi parlare di queste piuttosto che delle vecchie, perché saranno poi quelle effettivamente operative, diciamo, da qui a qualche settimana. Quindi appunto dicevamo, il sistema di conservazione permette di attuare il processo di memorizzazione. Quali sono gli aspetti chiave? Sicuramente l'individuazione dei formati adatti alla conservazione nel tempo, formati che dobbiamo pensare possano cambiare negli anni, quindi un processo continuo di evoluzione tecnologica. Separazione netta, l'avevo già detto, tra il sistema di gestione documentale e il sistema di conservazione, anche perché ci sono molti casi in cui la gestione documentale è interna all'ente e il sistema di conservazione può essere assolutamente esterno all'ente, anche per una questione banalissima di spazio nel tempo, diciamo, da occupare. Il sistema prevede l'individuazione di un responsabile che può essere interno all'amministrazione, anche qui un soggetto esterno, responsabile della conservazione, ovviamente la figura a cui fa capo l'intero processo di conservazione. Tutte le regole della conservazione all'interno di un'amministrazione devono essere dettagliate in un manuale di conservazione che dettaglia le caratteristiche organizzative, tecnologiche, temporali, i formati scelti e quant'altro che attengono al processo di conservazione. Dicevamo sistema di conservazione che deve evolvere. E anche per questo sistema di conservazione che, grazie al fatto che anche nel tempo dovrà consentire l'interoperabilità degli archivi, diciamo di diversi archivi di conservazione, in qualche modo tratta i documenti che sono diciamo soggetti a conservazione, li tratta in pacchetti, cosiddetti pacchetti informativi, pacchetto di versamento, quindi il documento che entra nel sistema di conservazione, pacchetto di archiviazione, il documento informativo che risiede, e pacchetto di distribuzione quando ovviamente questo documento viene richiesto all'esterno. Le regole tecniche che trovate sul sito del DigitPA, proprio per garantire la interoperabilità fra diversi sistemi di archiviazione, dettaglia il formato, le caratteristiche e gli standard del pacchetto di archiviazione, che è quello che deve essere non uguale, scusatemi, interoperabile fra i diversi sistemi messi in campo dalle amministrazioni. Quali sono le figure coinvolte? Ovviamente chi produce il documento, diciamo, da archiviare, che in qualche modo è all'interno del sistema di gestione documentale, è solo un utente del sistema di conservazione, il responsabile della conservazione, che è quello che invece sovrintende, e anche gli utenti che non sono necessariamente solo interni alle amministrazioni, che nel tempo possono richiedere accessi, documenti, diciamo copie di tutto ciò che è all'interno del sistema di conservazione. Come è strutturato, secondo le nuove regole tecniche, il processo di conservazione? C'è una fase di presa in carico del pacchetto di versamento, cioè di quel ovviamente documento o insieme, diciamo, pacchetto informativo che viene memorizzato, diciamo, che inizia il suo processo di conservazione nel tempo, che deve essere fatto ovviamente secondo specifiche dettagliate nel manuale di conservazione. Quindi il sistema deve innanzitutto valutare la rispondenza rispetto a queste specifiche, eventualmente scartare, rigettare un pacchetto che non sia adeguato. In caso in cui invece sia adeguato, predisporre un rapporto di versamento, eventualmente firmato dal responsabile della conservazione. Dicevamo tra l'altro è pubblico ufficiale, quindi vediamo che spesso è richiesta una sua autentica in qualche modo sui documenti. Rapporto di versamento che consta di diverse parti: l'impronta del contenuto, uno o più ovviamente impronte del contenuto, una marca temporale, un identificativo. Entrato, diciamo, il documento, il pacchetto informativo all'interno del sistema di conservazione, c'è invece diciamo, la realizzazione e presa in carico del pacchetto di archiviazione.
E qui pacchetto di archiviazione abbiamo detto realizzato secondo standard, proprio perché possa essere interoperabile, e diciamo, una volta che è entrato il pacchetto di archiviazione, il sistema di conservazione deve mettere a disposizione del responsabile tutte quelle funzionalità che gli permettono poi la gestione nel tempo dei dati archiviati, dei documenti archiviati, quindi per esempio la produzione di copie e duplicati verso gli utenti a cui inviarle, la produzione di pacchetti di distribuzione, che poi ovviamente è diciamo, sono cose analoghe, e anche molto importante, e a questo punto qui ovviamente si parla solo di copie, non più di duplicati, la possibilità di seguire l'evoluzione tecnologica dei formati, quindi tutto quello che è riversamento di documenti per ovviamente renderli continuamente leggibili secondo standard. Qui ovviamente si parla, se in qualche modo vi ricordate quanto dicevamo prima, si parla di copia e non di duplicato, perché qui c'è chiaramente in molti casi, in quasi tutti i casi, anche un cambiamento di formato informatico diciamo, del documento da conservare. Importante da tenere conto, il sistema deve gestire gli scarti, cioè quello che non deve essere più archiviato permanentemente nel sistema, dandone notifica alle strutture che avevano prodotto il documento. Responsabile della conservazione abbiamo detto. Importante, il CAD prevede che questa figura possa appoggiarsi fortemente diciamo, a un insieme di strutture accreditate per supportarlo, strutture accreditate che possono in qualche modo prendere in carico in tutto o in parte il processo di conservazione, oppure anche solo certificare il processo di conservazione messo in campo dall'amministrazione. Il ruolo del responsabile della conservazione lo vedete qui, io non vorrei rubare poi troppo tempo agli interventi successivi. Importante che ci sia in qualche modo un coordinamento con diverse strutture all'interno delle amministrazioni che trattano dati, trattamento dei dati personali, chi si occupa di sicurezza, il responsabile del protocollo e così via, ma sostanzialmente è la figura che deve tenere aggiornato il manuale di conservazione, deve continuamente garantire l'aggiornamento tecnologico, diciamo il passaggio e il riversamento dei dati contenuti, i documenti contenuti all'interno del sistema. Formati, vedrete che le regole tecniche danno un primo elenco di formati, diciamo così, non possiamo dire obbligatori, possiamo dire estremamente auspicabili all'interno del sistema di conservazione. Ovviamente i formati devono essere quelli che danno più speranza nel tempo di dover fare pochi riversamenti, devono essere formati aperti perché diciamo sono quelli che spesso vengono mantenuti da una comunità di esperti più ampia, devono essere formati che permettono, diciamo, di garantire quei temi di immodificabilità, validità del tempo del documento conservato. I formati li vedete qui, quelli che nelle nuove regole tecniche sono individuati come formati consigliati. Ovviamente questo è un elenco che sarà continuamente aggiornato da DGPA perché le modifiche normative le modifiche tecnologiche sono ovviamente all'ordine del giorno. Tenete conto che quando il responsabile della conservazione opta per formati diversi, che possono essere ovviamente necessari in specifici contesti, deve motivare la scelta di quel formato, che per esempio può anche essere una scelta dettata da una scarsa, diciamo da un piccolo periodo temporale di necessità di conservazione del documento, quindi potersi appoggiare a tecnologie che non danno così un ampio respiro nel tempo. Questo è ovvio, credo che lo sappiate, per garantire una diciamo effettiva reperibilità dei documenti nel tempo diciamo a soggetti diversi, è importante la metadatazione del documento, quindi fornire tutte quelle informazioni a corredo del documento stesso, visto che sul documento non si può intervenire, che ne permettano un più facile recupero in tempi successivi. Le indicazioni che vengono date nelle linee guida di obbligatorietà riguardano, a parte identificativi, sicuramente l'oggetto del documento,
qual è il soggetto che lo ha prodotto e l'eventuale destinatario del documento. Questo anche permette a sistemi automatizzati di poter fare ricerche all'interno del sistema. Dicevamo, e direi che con questo la parte sulla conservazione la terminiamo, il tema dell'accreditamento. È stata pubblicata a fine 2011, è stata pubblicata la circolare per l'accreditamento dei conservatori, quindi dei soggetti che si pongono verso la PA per la conservazione dei documenti, per gestire il processo. I requisiti che sono richiesti ai certificatori sono da un lato requisiti di affidabilità e onorabilità paragonabili a quelli dei soggetti che fanno vigilanza al mondo bancario, dall'altro ovviamente requisiti invece di qualità, competenza tecnologica, competenza delle risorse professionali coinvolte. Per soggetti che non sono pubbliche amministrazioni è richiesta anche il versamento di un capitale sociale, dell'importo che vedete qui. Come quali sono i requisiti, quindi i conservatori cosa devono fornire per passare da parte di GPA il processo di accreditamento? Devono fornire in qualche modo con la massima trasparenza la visione sulle loro procedure interne, quindi chi è responsabile, chi sono gli eventuali delegati, qual è il manuale di conservazione, quali sono gli strumenti software organizzativi utilizzati, quindi in sostanza dare una piena visibilità dell'interno del processo che poi loro andranno ad offrire alle pubbliche amministrazioni. Qui vedete, ma ve lo lascio se ci fossero dei fornitori come elencazione, quali sono gli standard internazionali di riferimento a cui i soggetti certificatori dovranno fare riferimento proprio per quel procedimento di accreditamento. Domande su questa parte conservazione? Prego. Volevo chiedere una precisazione sulle modalità di scatto del pacchetto una volta scaduti i termini. Vengono fatte delle distinzioni in base alla tipologia di dati contenuti nel pacchetto? Quando poi si va a fare lo scarto? Certo, ovviamente ogni tipologia di documento ha un tempo di conservazione che deve essere, che è in qualche modo normato, sancito, se non per norma di carattere generale all'interno dell'organizzazione. Quindi sì, terminato il tempo obbligatorio di scarto, come dicevo prima, previo avviso alla struttura che aveva generato il documento, questo documento può essere scartato, ma questo fa parte dei tempi obbligatori di conservazione a cui vanno incontro i documenti della pubblica amministrazione. Io chiedevo in base alla tipologia del dato, non ci sono modalità diverse di scarto? No. È soltanto una questione temporale di valenza del documento nel tempo. Sicurezza e continuità del servizio. Perché questo è molto importante? Perché, dicevamo prima, le amministrazioni hanno l'obbligo di predisporre per tutte le loro strutture informatiche, e sicuramente quella in cui vengono conservati i dati del tempo è una di queste ed è fondamentale, hanno l'obbligo di predisporre dei piani di continuità operativa e di disaster recovery, come si dice, quindi cosa fare in caso di disastro, ma che può anche essere surriscaldamento della sala CED in cui risiedono si rompono i condizionatori e sale la temperatura, quindi dobbiamo immaginare da disastri più terribili a evenienze come l'incendio nel CED di Aruba, quindi che può succedere veramente a tutti. Le amministrazioni devono appunto, tanto più quando così fortemente sono spinte ad appoggiarsi alle tecnologie ICT, devono redigere questi piani per la gestione dell'emergenza, quindi per la gestione del disastro, del malfunzionamento, piani di continuità operativa, piani di disaster recovery. Molto velocemente sui tempi della riforma, anche perché sono tutti passati a questo punto, quindi la PEC ai cittadini, la messa a disposizione sul sito di moduli e formulari, l'emanazione delle regole tecniche e così via. L'unica scadenza che non è ancora scaduta è proprio quella relativa alla predisposizione degli studi di fattibilità per la continuità operativa, scadenza che, salvo proroghe,
sarà a fine di questo mese e che diciamo da parte del mondo sanitario dovrebbe essere molto sentita. La settimana scorsa per un errore nelle batterie tampone la Regione Abruzzo ha avuto un fermo completo che gli ha fermato per una settimana tutti i CUP, tutte le strutture diciamo sanitarie, la refertazione. Ovviamente potete immaginare sono saltate un certo numero di teste a diversi livelli. Se ce la fate ancora a 5 minuti 5, alcuni punti salienti sulle altre regole tecniche che non riguardano la conservazione ma che possono in qualche modo avere degli elementi di contatto. Altre regole tecniche sono lo scambio di dati fra pubbliche amministrazioni. Perché interessa il mondo sanitario? Perché voi saprete che uno dei temi molto importanti del mondo sanitario è quello dell'anagrafe, che spesso è diciamo non completamente allineata all'anagrafe dei cittadini tenuta dai comuni e tutto quello che comporta nella compensazione della spesa sanitaria fra regioni. Quindi il codice e le regole tecniche hanno stabilito l'obbligo per le amministrazioni, in questo caso per i comuni, nel caso dell'anagrafe, di mettere a disposizione delle convenzioni attraverso cui le altre amministrazioni possano accedere ai loro dati, convenzioni estremamente diciamo semplici. L'accesso ai dati avviene tramite il sito web in una prima fase tramite FTP, tramite invio per PEC e in fasi più avanzate tramite servizi di cooperazione applicativa. Quello che dicevamo prima, l'estrazione degli indirizzi PEC dei cittadini dagli elenchi dei certificatori, questo non è un servizio che deve mettere a disposizione della PA, è un servizio di cui la PA sarà cliente, è cliente. Anche qua potrà accedere agli elenchi dei certificatori dei gestori PEC facendo ricerche per esempio per codice fiscale, per comune di residenza, per regione di residenza, quindi scaricare tutti gli indirizzi PEC di cittadini che fanno diciamo che soddisfano a quei requisiti. Anche qua ci sarà un accesso prima via FTP, poi PEC, poi via via con tecnologie sempre più avanzate. Sulle firme sostanzialmente avevamo detto, la firma elettronica avanzata la dovete vedere chiusa in un contesto chiuso di utilizzo, ma è importante, le regole tecniche hanno chiarito qualche dubbio su rapporti tra firma elettronica qualificata e firma digitale. Le regole tecniche stabiliscono che sono sostanzialmente la stessa cosa, o meglio, che hanno effettivamente lo stesso valore probatorio. Ancora importante, nel nuovo sistema di firme sarà possibile inserire attributi del soggetto firmatario quali il ruolo all'interno della pubblica amministrazione, che è una cosa importante perché spesso nei vecchi sistemi di firma si vedeva chi era il firmatario ma non si capiva tutto sommato che titolo avesse di firmare proprio quel documento. Quindi io vedo poi dirigente di un certo settore e mi sento come cittadino anche rassicurato su questo aspetto. Formato dei documenti informatici, questa era per la parte dovete vedere gestione documentale. Quello che ci tranquillizza è che sono assolutamente ovviamente equivalenti, adeguati a quelli che sono i formati proposti in questa prima fase adatti alla conservazione sostitutiva. Ultimo punto, disaster recovery, linee guida disaster recovery. Quindi abbiamo detto scadenza per la presentazione degli studi di fattibilità 25 aprile 2012. Tenete conto che noi abbiamo visto che nessuna amministrazione parte da zero, perché già in moltissimi contratti di gestione CED, di outsourcing e così via, di fatto degli elementi di disaster recovery sono comunque compresi. Quindi prima di pensare di dover partire da zero, un'analisi dei contratti in essere probabilmente riesce già a coprire la maggior parte delle richieste su questo tema. Io ho finito, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Questo è un indirizzo di posta elettronica a cui potete chiedermi qualsiasi informazione ulteriore. Grazie. Grazie mille.